Bentrovati telespettatori di Gold 78, bentrovati con una nuova puntata di Penalty Andrà tutto bene. Il consueto speciale del martedì sera, in onda alle 21 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, puntata che poi potete anche rivedere naturalmente su Facebook, nella pagina Tortorici Ettore oppure nella pagina ufficiale di Penalty. Una puntata ancora una volta dedicata alle squadre più importanti nei vari campionati dilettantistici, però prima di parlare di Serie D, prima di parlare anche di eccellenza e promozione, vogliamo iniziare la puntata odierna con un video tutto siciliano, di buon augurio, andrà tutto bene. È un video carico di orgoglio, è un video carico di speranza. Noi siciliani, come del resto tutta l'intera umanità, non possiamo assolutamente mollare adesso. Restiamo a casa e continuiamo a seguire le direttive da parte dei governi. Tutto questo servirà per ritornare più forti di prima. Voltiamo pagina. Adesso parliamo di calcio dilettantistico. Iniziamo con un servizio dedicato al Palermo Calcio. Condannati a vincere. Funziona così: se ti chiami Palermo e per una serie di congiunture astrali giochi in Serie D. Non ci sono alternative al successo, nessun alibi in grado di reggere nell'ipotesi di un fallimento. Per tornare lassù, dove osano le aquile, i rosanero hanno una sola possibilità: la promozione. Inizia così la stagione del riscatto, con il ruolo di favorito assoluto e le altre a battersi per rendere meno scontato il torneo. Il Palermo pare aver capito e subito pigia forte sull'acceleratore. Poco spettacolo, fronzoli messi da parte. La ricetta è semplice: concretezza e solidità. L'esperienza di Sant'Anna e Sforzini, la freschezza dei giovani, il meccanismo funziona, mentre alle spalle della prima squadra ricompone i pezzi anche il settore giovanile. Chiave in mano all'ex Rinaudo è un programma di scouting accurato in giro per la Sicilia.
Le giornate passano, la leadership si consolida, il resto è contorno, i furori della CR Messina si spengono sul nascere, l'FC ha un bel progetto e lungimiranza, ma paga il fisiologico periodo di adattamento. Poi ci sono il Savoia, ultimo a mollare, e la Cireale, capace di espugnare addirittura il Barbera. Stop preventivati, pure se a un certo punto i campani arrivano a un tiro di schioppo dalla vetta e la panchina di mister Pergolizzi pare scricchiolare. Si riveleranno nuvole passeggere all'interno di una stagione che, cifre alla mano, non conosce rivali. In attesa di ripartire d'altronde il Palermo viaggia più 7 sulle inseguitrici. L'impressione è che neppure il coronavirus possa impedire Rosanero di tornare tra i professionisti. Un Palermo che attualmente è in testa nel suo campionato di Serie D, parliamo del girone I. Non sappiamo chiaramente come andrà a finire la stagione, aspettiamo notizie da parte della Lega Nazionale Dilettanti che dovrebbero arrivare tra qualche settimana. Adesso, dopo il Palermo, parliamo dell'FC Messina. Negli occhi di tutti rimane impressa quella corsa sulla fascia, l'azione travolgente del giovane e sconosciuto Nicevic, poi l'esplosione di gioia per il gol vittoria di D'Ambros. Fotografie di un pomeriggio di fine febbraio che oggi appaiono ingiallite e lontane nel tempo. Eppure è passato poco più di un mese da quella storica impresa sportiva dell'FC Messina contro la corazzata Savoia. Nel mezzo la diffusione di quel nemico invisibile chiamato Covid-19 che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Una pausa forzata che ha spento momentaneamente i sogni di gloria dei giallorossi, ma riavvolgendo il nastro di questa stagione le premesse erano ben lontane da questo entusiasmo dilagante. Football Club Messina rievoca emozioni contrastanti nella mente dei tifosi giallorossi. Da una parte la storica cavalcata verso la Serie A ed il 7° posto, dall'altra le retrocessioni ed il fallimento. Serve tanto coraggio a rispolverare quella sigla, coraggio che non manca al presidente Rocco Arena, deciso a far rinascere il calcio in riva allo stretto. Un'impresa ardua come dimostrato dalle lunghe annate precedenti, fatte di promesse non mantenute ed una passione umiliata costantemente. Ed allora bisogna stupire per far tornare i messinesi a innamorarsi di quel pallone e del prato verde. Si parte dal ritiro in Sila, con un gruppo giovane guidato da mister Costantino e dal suo staff. Dietro le quinte il lavoro instancabile della coppia Ferrante-Morello per plasmare una squadra dalle grandi ambizioni. Le prime sgambate, i primi gol e finalmente l'esordio ufficiale in Coppa Italia, con le 2 vittorie su Palmese e Marina di Ragusa. È solo l'antipasto estivo per l'FC Messina, chiamato a rispondere presente con l'inizio del campionato. In un caldo pomeriggio di settembre, i giallorossi ospitano la neopromossa Licata. La squadra di Costantino corre e diverte giocando un calcio offensivo e spettacolare. Carbonaro inaugura dal dischetto la stagione. Dagli 11 metri però fallisce anche un altro rigore che poteva regalare la vittoria. Un grande rammarico che caratterizzerà la prima parte del torneo. Il Football Club Messina infatti gioca bene, ma porta a casa pochi punti. Una bella metà verrà definita la creatura del presidente Arena. Bella per gli occhi, ma poco concreta per un campionato duro come la Serie D. La sconfitta senza alibi con il Corigliano, poi quella sfortunata contro la capolista Palermo, giocata ad armi pari. Il cammino dell'FC Messina viaggia a montagne russe ed il calendario non è dalla parte dei giallorossi. Ma proprio nel momento di difficoltà viene fuori la vera forza di un gruppo unito e solido. Capitan Giuffrida guida una squadra che all'entusiasmo degli under aggiunge l'esperienza fondamentale degli over, il giusto mix che aiuta ad esaltare le qualità dei singoli, come quella del fantasista Facundo Coria, catapultato dall'Argentina alla Serie D. L'esordio del mago contro il Giuliano è da stropicciarsi gli occhi con una doppietta che fa sognare i tifosi. Già quelle poche centinaia di innamorati che stoicamente non vogliono abbandonare la loro passione in una città martoriata come Messina. In riva allo stretto poi, quel dualismo insensato con la CR contraddistingue la stracittadina di novembre come un dentro fuori. È la prova del 9 per l'FC Messina, che con un secondo tempo straordinario stende i cugini con un secco 3-0. La gioia dura appena 7 giorni, l'arco di tempo che separa la squadra dalla sconfitta contro il Castrovillari e l'esonero di mister Costantino. Ma dalle ceneri della disfatta l'FC Messina rinasce come una fenice. La società promuove Ernesto Gabriele, fino ad allora allenatore in seconda, e la squadra inizia la sua cavalcata in classifica. Troina, Marsala, San Tommaso, Marina di Ragusa e Roccella. I giallorossi chiudono il 2019 con 5 vittorie e la sola sconfitta di Cittanova, il trampolino di lancio perfetto per un 2020 da protagonista. Carbonero e compagni si prendono il 3° posto, escono tra gli applausi dei 20.000 del Renzo Barbera di Palermo e conquistano anche i tifosi. Le ultime immagini le dedichiamo proprio a loro, i testi fracidi, che insieme ad Arena Giallorossa accolgono in un unico abbraccio la squadra nella trasferta da Cireale.
Una bellissima cartolina che speriamo di poter rivivere al più presto. Tanti punti interrogativi per la stagione dell'FC Messina, così come anche per il Città di Aciriale. Ricominciare, costruire, programmare. La stagione della Cireale è stata costantemente alimentata dalla necessità di rispondere a queste tre imprescindibili esigenze. Dal gioco più bello del girone ai punti persi in tribunale, la formazione di Mister Pagana ad oggi ha un piatto bilanciato di rimpianti e certezze. La vittoria al San Filippo contro la CR Messina è stata ribaltata da una sentenza. L'impresa di Palermo, invece, nessuno la potrà cancellare. Fotografia indelebile scolpita nella mente e sul cuore dei tifosi, consapevoli di avere tra le mani un organico abbondantemente all'altezza della situazione. Non ci fossero state le penalizzazioni, d'altronde la squadra navigherebbe indisturbata al terzo posto. Da qui bisognerà ripartire quando l'emergenza coronavirus sarà finita e soprattutto il prossimo anno. Il progetto creato intorno a Pagana nasce dalle ceneri del Siracusa e merita fiducia anche per il futuro, non solo quello più immediato. Proprio da Siracusa, in estate, oltre all'allenatore, era arrivato anche Rizzo, elemento pregiato poco affine a una categoria che non rende pienamente giustizia all'elevata qualità del calciatore. Savanarola invece è l'idolo del Tupparello, ha girato la Sicilia, poi è tornato a casa riscoprendo se stesso e ritrovando verve e colpi dei giorni migliori. Accanto alle chiocce pure i giovani crescono bene. Alessandro Arena, classe 2000, è sbarcato da Marina di Ragusa, dimostrando di avere la personalità per stare con i grandi. Non a caso sul cartellino spunta la scritta Calcio Catania. Un simile mix sarà la società a dover garantire la possibilità di esplodere definitivamente, confermando di essersi messa alle spalle i fantasmi di un passato burrascoso. Giorni bui in cui furono addirittura i tifosi, mani in tasca, a mettere sul tavolo soldi e amore per salvare il calcio alle pendici dell'Etna. La strada è tracciata, la ricetta è pronta, gli ingredienti abbondano, non si stupisca nessuno se il domani si tingerà di granata. La stagione 2019-2020 sarà sicuramente per noi che raccontiamo il calcio dilettantistico una stagione che difficilmente dimenticheremo. Abbiamo sin qui parlato del Palermo, dell'FC Messina, della Città di Aciriale e adesso parliamo del Marina di Ragusa. Un salto nel vuoto. Pareva essere questo il destino del Marina di Ragusa ai nastri di partenza del campionato di Serie D, il primo della propria giovane storia dopo aver sbaragliato, a sorpresa, la concorrenza nel massimo campionato regionale 2018-2019. Ed invece la borgata marinara ha saputo rinnovare un organico orfano dei senatori che hanno segnato la cavalcata dalla promozione al campionato d'Italia, prediligendo la competenza agli investimenti faraonici, la crescita del vivaio per garantirsi un futuro prospero ai nomi altisonanti. La guida tecnica è rimasta saldamente nelle mani di Salvatore Uto, condottiero di una rosa imperniata di giovani talentuosi, grazie al saggio operato del direttore generale Nunzio Calogero, coadiuvato da Cesare Sorbo, esperto DS. Il Marina sbalordiva già alla prima uscita, eliminando al primo turno di Coppa una nobile decaduta quale la CR Messina grazie alla rete dagli 11 metri di Domenico Mistretta, rivelatosi bomber implacabile nelle prime uscite stagionali. Di lì in avanti un'escalation costante di emozioni. All'esordio in campionato arriva la prima storica vittoria in Serie D contro il Nola, la successiva sconfitta a Corigliano ed il pari virtuoso casalingo contro la corazzata Savoia, prima di rendere visita alla grande favorita del girone, quel Palermo che appena qualche mese or sono battagliava per un posto in Serie A. Il frastuono della favorita non intimoriva però i rossoblù, che faranno tremare le aquile ancora con Mistretta prima di arrendersi sotto i colpi di Santana e compagni. L'inesperienza si paga, lo sa bene Mister Uto, che nelle successive 6 uscite raccoglie appena 3 pareggi, pagando dazio alla categoria e lasciando così per strada punti vitali in ottica salvezza. Proprio quando la favola Mazzariddara sembrava volgere al termine, un moto d'orgoglio scuoteva i rossoblù nel girone di ritorno, grazie alle vittorie storiche su Acireale ed a CR Messina, quest'ultima a domicilio, ed i pareggi contro le Campane, Savoia e Giuliano. La trasferta del Palermo in un aldocampo gremito di spettatori provenienti e dal capoluogo e dalla provincia eblea è solo il giusto tributo ad un gruppo di ragazzi che ha dimostrato ancora una volta di saper gettare il cuore oltre l'ostacolo, mettendo in campo qualità ed abnegazione abbinate ad una spensieratezza quasi naturale per la media anagrafica della rosa, che ancora una volta metteva paura ai rosanero, i quali, con il minimo sindacale e non senza patemi d'animo, porteranno a casa i 3 punti grazie alla marcatura del tagliagole Sforzini.
Gli applausi scroscianti di fine gara non possono essere spazzati via da un tabellino ingeneroso e quello che prima era solo un sussurro diventa un coro condiviso da tifosi ed addetti ai lavori. Il Marina merita di partecipare al prossimo campionato di Serie D e non manca occasione in cui gli Udro Boys non lo dimostrino in campo. Ancora 8 tortuose curve separano però i rossoblù da quello che sarebbe più del conseguimento di un obiettivo stagionale, un sogno coccolato in estate, custodito nel cassetto, a portata di chi dimostri di avere l'audacia giusta per coglierlo. Sottolineando e ringraziando la redazione sportiva di WeSport per i 4 servizi che abbiamo sin qui visto sulle 4 società che partecipano al campionato di Serie D, continuiamo a parlare del Marina di Ragusa e ci guardiamo tutte le reti realizzate in questa stagione.
Parliamo del campionato di eccellenza, parliamo soprattutto del girone B e della lotta al vertice tra il Città di Sant'Agata ed il Paternò, che attualmente è al primo posto. Iniziamo a vedere i protagonisti del Città di Sant'Agata ed iniziamo con un bomber di razza, Benedetto Iraci. Altro bomber importante della Città di Sant'Agata, nonché capitano della squadra messinese. Parliamo di Giorgio Cicirello. I can't
Altro protagonista assoluto della stagione in positivo della città di Sant'Agata è sicuramente Piero Concialdi. Sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the bird below you said myself that this is the last time. I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth.
il momento adesso di vedere i protagonisti di questo Paternò attualmente in vetta nel girone B del campionato di eccellenza. Iniziamo con il guardasigilli, parliamo di Gabriele Ferla, sicuramente uno dei portieri più importanti del calcio dilettantistico. Grande stagione per Gabriele Ferla, assoluto valore in più per questa squadra che attualmente è imbattuta nel girone B del campionato di eccellenza. Altro protagonista, trascinatore di questa squadra, sicuramente Totò Cocuzza. So I'm always gonna chase my heart, even when it gets too dark. I never wanna see this break, even if it's a mistake. Always hoping that you're gonna come back and stay. But I'm starting to lose hope, cause you won't pick up your phone. And I'm trying to say this on my own. And I'm feeling so alone, starting to set itself in stone, that you're never coming back, and you have me on your own. So come back around, got me waiting.
È una sfida vincente quella tra Paternò e Città di Sant'Agata. Non conosciamo il risultato finale, primo perché non si è disputato lo scontro diretto e soprattutto perché i campionati sono ancora fermi. Pertanto aspettiamo la Lega Nazionale Dilettanti Nazionale che deciderà l'eventuale ripristino delle giornate e quindi il normale svolgimento della stagione. Voltiamo pagina perché c'è un'altra sfida interessante nel campionato di promozione tra Igea 1946 e Acquedolci. Attualmente la squadra guidata da Furnari è in testa con 61 punti, 58 per Acquedolci. Guardiamo due profili della squadra attualmente in vetta. Parliamo di Antonio Genovese e Marco Paludetti.
Abbiamo una grande voglia di rivedere il calcio giocato, speriamo che avvenga presto. Per adesso dobbiamo assolutamente tenerci a quelle che sono le regole ferree ma giuste e doverose da parte del governo nazionale. Chiudiamo questa prima parte e lo facciamo con un altro video. Se in apertura abbiamo raccontato la nostra energia siciliana, adesso vogliamo assolutamente raccontarvi un'energia tutta catanese. Catania di notti, io sento caucori ma batti più forti, lasciati in dei chiazzi e in cegutticchi, Catania fa macci, anna che so figli, poi l'alba d'argento sammi scaccomari, Catania accenti, casi uscopani, ma quando s'arroba e si suoni mano, Catania si incazza e diventa vulcano. Catania è una pupa, capelli castani, labbra carnosi e occhi ruffiani, e quando mi sape lontano tu ionna, caso voce d'angelo mi ritorna. Catania umiliata, chattata che beri, sacciù che si pettina per forasteri, e quando canconcia duzzi di felici, Catania romantica li benedici. Resto cauca betta talialla, che bello petto, chi formi, Catania che non dormi. Musica, chi musica, Catania suona, e se in domenzo qualche rono stona, fa una battuta schizzosa, Catania spiritosa. Siamo eredi di una tradizione millenaria di forza e di coraggio. Non abbiamo mollato neanche davanti a terremoti, eruzioni, guerre, e dalle nostre ceneri siamo sempre rinati più forti. Il popolo di Catania è figlio di un'isola che non si piega alla paura o cede allo sconforto. Rimanendo uniti, come il rosso del fuoco con l'azzurro del mare, anche stavolta risorgeremo. E con la santa protezione di Agata torneremo grandi. Tutta insieme Catania gioca ogni giorno la sua partita sul fronte, contro un nemico invisibile, con i medici e gli infermieri, valorosi soldati che lottano negli ospedali per abbracciare la vita e sconfiggere il male. Ed è per questo che noi siamo qui, per continuare l'antica tradizione della nostra splendida città, che aiuta, ama, non lascia indietro nessuno e rende omaggio alle vittime innocenti. Ci siamo oggi e ci saremo anche domani. E quando noi non ci saremo più, ci saranno i nostri figli. E quando non ci saranno i nostri figli, ci saranno i nostri nipoti. Perché questa millenaria storia di Catania non finirà mai. Eccoci rientrati in studio, anche e soprattutto dopo le parole molto toccanti del sindaco di Catania, Salvo Pogliese. La nostra seconda parte della trasmissione viene dedicata interamente al backstage dei Penalty Award 2019 che si sono disputati lo scorso anno ad Enna. Rivivremo le emozioni di una serata indimenticabile, sperando anche di poter di nuovo riproporre a tutti i fedelissimi di Penalty, ma soprattutto a tutti gli amanti del calcio dilettantistico, questo galà che è diventato veramente ormai un punto di riferimento proprio del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards. Il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo.
Penalty Awards. Era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, fra mille sfide ti guiderà, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Respira libero, puro nell'anima, nelle tue mani se vorrai il tuo destino avrai. Respira libero, puro nell'anima, nelle tue mani se vorrai il tuo destino avrai. Non arrenderti mai, dipenderà soltanto da te, soltanto da te. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera, buonasera a tutti. Un applauso per il nostro tenore Antonio Costa. Grazie Antonio per questa bella emozione, per questa bella introduzione dei Penalty Awards. Grazie, grazie ancora. Complimenti, grazie. Buonasera e benvenuti a questa sesta edizione dei Penalty Awards in questa bellissima cornice del Teatro Garibaldi di Enna. Siamo doppiamente contenti perché siamo riusciti quest'anno a portare il premio proprio nel cuore della nostra bella Sicilia, in modo che così possiamo agevolare un po' tutti quelli che verranno appunto lontani da Enna. Siamo doppiamente contenti perché il tutto è stato sposato in maniera straordinaria dall'amministrazione comunale di Enna. È chiaro che dietro c'è anche la straordinaria collaborazione dell'AIAC e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sesta edizione naturalmente del meglio del calcio dilettantistico, le nomination riguardanti il campionato di eccellenza, del campionato di promozione e anche naturalmente quello di prima categoria. Per quanto riguarda le due categorie promozione ed eccellenza, come tutti ben sanno, ci sono 6 nomination, ognuno per ruolo: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e anche miglior dirigente. Mentre per quanto riguarda il campionato di prima categoria, il tutto viene condensato con il miglior giocatore dei 7 gironi, così come per il miglior giocatore e anche il miglior dirigente. Io ho voluto onorare la promessa che avevo fatto sia a Tortorici che a Diddio,
Per me è un onore venire in questa città perché tra l'altro la storia di Enna è molto importante. Dal punto di vista calcistico mi sembra che forse stiamo alzando un pochettino quella che è l'asticella e quindi mi fa piacere che sto vedendo molta gente, quindi ciò vuol dire che è stato tutto programmato per bene. A questo punto iniziamo subito con le premiazioni speciali e ho il piacere oggi di avere qui al Teatro Garibaldi di Enna un personaggio che conosco da tantissimo tempo. È un premio alla carriera, ma non è soltanto al termine della carriera, è quasi all'inizio veramente di questa sua bellissima carriera, una carriera fatta anche di sport, fatta anche di tantissime responsabilità tecniche e organizzative. Attualmente, pensate un po', è anche il segretario nazionale della FIDAL, un personaggio veramente numero uno. Premio alla carriera 2019 ai Penalty Awards a Fabio Pagliara. Ciao Fabio. Ma dicevo scherzando che quando uno arriva a vedere alla carriera è vicino a quello alla memoria, no? Quindi no, attenti, no? È una grande soddisfazione, poi mi leggo a un rapporto di amicizia con Ettore di tanti anni fa, quando abbiamo iniziato a fare gavetta insieme, lui giornalista, io giovane dirigente, aveva appena smesso di giocare a pallavolo e poi insomma la carriera mi ha portato a fare altro, l'atletica leggera. Una grande soddisfazione ovviamente perché è un riconoscimento, come tutti quelli sono belli, ancora di più quando questi riconoscimenti arrivano nella mia terra, quindi quando arrivano in Sicilia sono particolarmente contento di venire, di tornare giù come gesto d'amore verso la terra che amo e anche perché mi fa piacere che insomma si ricordino di me e che quindi in qualche modo si possa far bene. Convinto fra l'altro che ancora insomma in Sicilia si possa fare moltissimo per lo sport siciliano, siamo una leva di talenti, siamo un luogo bellissimo dove poter fare sport, dove si possono trasformare le città in città dello sport, insomma potremmo essere con non troppo delle eccellenze, quindi quando vengo ho piacere da un lato di lasciare questa testimonianza, dall'altro di spronare un po' l'ambiente per cercare di andare avanti con un pochino più di forza. E adesso ho il piacere di presentare a questa platea del Teatro Garibaldi di Enna una band, ma io non la classificherei neanche band perché sono assolutamente personaggi che vivono la loro musica a 360 gradi e la costruiscono a 360 gradi. Tra l'altro sono siciliani, cantano in siciliano la musica reggae in una maniera unica e sono veramente in questo momento probabilmente gli esponenti migliori della musica reggae fatta in Italia. Ho il piacere di invitare qui sul palco gli Original Sicilian Style. Vi è piaciuta questa cosa? Vi è piaciuta? Vi è piaciuta? So che avete una consolina da sistemarvi, bene. Allora adesso fate attenzione perché questi ragazzi vi lasceranno a bocca aperta perché hanno un riff coinvolgente, originale e poi ci piace perché c'è questo connubio di voci siciliane. Lui che è un siciliano, ma adesso appena lo sentirete cantare direte sicuramente non è possibile che questo è un siciliano, e poi accompagnato da questa bellissima realtà femminile che permette di coniugare insieme un sound unico. Original Sicilian Style ai Penalty Awards. Si fotti come un vento, mi sposta e dà pace, amore, eterna gioia. Chi sta e chi che sento, che già si fotti come un vento, mi sposta e dà pace, amore, eterna gioia. Ogni giorno ringrazio che sono nato qua, in riva al mare, con l'Etna in quest'isola dominata da elmi, sicuri e sicani, poi passando dagli storici, greci e romani, ostrogoti, arabi, normanni e bizantini, intanto hanno voluto i suoi confini al centro del Mediterraneo, al centro della storia, e tutti hanno visto le sue ricchezze e la sua gloria di averla, poi possederla, o come mille derubarla.
per rivenderla al più basso offerente. È questo a cui siamo abituati da sempre. In fondo tutto ci va bene, in fondo tutto ci conviene. Quest'isola amata, presa depredata e da molti inutilmente deprezzata. Chi sta e chi tu che sento, che già si forti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi tu che sento, che già si forti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Andiamo piano piano, prima ci tranquillizziamo, analizziamo e poi capiamo. E non è vero che non vogliamo fare ma niente, è il caldo che ci rallenta. La mentre siamo quelli che sembriamo statici, respiriamo immobili ma staccati dallo stivale, che ci sentiamo liberi, liberi di creare mai di essere inferiori, perché chi si abbassa regala sempre solo cuori. Gente che dona fiori, mille colori, gente che dà solo buoni umori, gente che regala generosa positività, uno sfare bene tra l'omertosa sicilianità. Chi sta e chi tu che sento, che già si forti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi tu che sento, che già si forti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi tu che sento, che già si forti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi tu che sento, che già si forti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Assessore Dante Ferrari, assessore allo sport al comune di Enna. Una manifestazione questa, il Penalty Award, che arricchisce ancora di più questa splendida città con questo splendido teatro Garibaldi che oggi ha raccolto il calcio siciliano. Siamo stati contenti di essere stati scelti alla luce anche della nostra baricentricità. Per la prima volta Enna ospita questo Penalty Award, per noi è stato motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione. Speriamo di essere stati all'altezza della manifestazione, ma avevamo alle spalle un ottimo organizzatore che era il dottor Tortorici, col quale abbiamo sin da subito condiviso l'idea, l'iniziativa, e una presenza così massiccia per noi che ci riempie di gioia, in quanto Enna si è posta all'attenzione del calcio dilettantistico, che è un calcio fortemente formativo, e ripeto che sono grato per la manifestazione che si è svolta ad Enna. Enna al centro della Sicilia, che potrebbe riproporre anche già il prossimo anno nuovamente i penalty. Io devo dire che questa è una delle iniziative che ultimamente vede Enna, che ne porta al centro dell'attenzione calcistica e sportiva. L'anno scorso c'è stato il premio della stampa giornalistica regionale, era stata scelta Enna, quest'anno è stata scelta Enna. Enna si pone all'attenzione proprio alla luce della sua facilità, tra l'altro oramai ha consolidato anche il ruolo di istituto accademico universitario, che la proietta a rigore di logica, una prospettiva culturale, anche sportiva, degna della massima attenzione. Abbiamo già consegnato il premio speciale dedicato alla carriera e adesso ho il piacere di presentare il premio dedicato ad un uomo che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Su tutti, chiaramente un evento che lui organizza ormai da parecchi anni, che è l'Oscar del calcio siciliano, ma con una risonanza nazionale notevole. Tra l'altro è stato anche presidente della delegazione FIGC di Ragusa. Ho il piacere di consegnare tra qualche istante a lui il premio Un uomo dello sport. Lui è Claudio Lamattina. Ciao Claudio, ben trovato. Ben trovato. Noi siamo piccolini rispetto al tuo premio, che è ormai diventato di risonanza nazionale e ogni anno regala emozioni e valorizza ancora di più il territorio siciliano. Intanto buonasera e grazie per il premio. E ogni realtà che si organizza è importante, perché mette il riflettore sul sistema, soprattutto sul calcio dilettantistico, sul calcio di periferia, che è il motore, quello che trascina
in effetti l'entusiasmo, perché nei professionisti l'entusiasmo, quando poi ci si arriva, o si perde perché l'esborso di denari è tanto e poi va a finire come Vittoria, che abbiamo toccato il cielo con le mani in G1. Quell'anno noi eravamo la terza realtà siciliana del calcio Trinacria, della Trinacria, e poi i cancelli del comunale si sono chiusi definitivamente. Chiudendo il sogno anche di un'intera provincia. Ma sì, perché Vittoria insieme a Ragusa siamo stati sempre le due realtà che hanno tenuto un po' testa, poi c'è stato anche realtà come Scicli, Comiso, però adesso siamo in piena crisi e soprattutto la mia città questa crisi la sorbisce e soprattutto la accusa nel mondo dello sport. Poi se a questo ci aggiungiamo pure che le amministrazioni sono lontane, diventa ancora più difficile. Sì, diventa ancora più difficile il calcio, perché bisognerebbe rimettere in moto tutte le strutture che ahimè in molte realtà, se sono aperte, sono quasi fatiscenti, e quindi poi se non si trova il dirigente che mette mano al portafoglio pure per adeguare L'impressione è che quello però è un calcio che non esiste più, un presidente che tira fuori il proprio portafoglio. Ma sai, io ti posso dire, se a Lentini c'è la Lega Pro e se si gioca a Lentini è perché si è trovato Isole Felici, la fortuna, sì, Isole Felici, di trovare un tifoso che si entusiasma e porta lustro alla propria città e alla propria realtà. Bene, allora io adesso richiamo di nuovo il nostro amico assessore allo sport, perché sarà lui a consegnare il premio Un uomo per lo sport a Claudio Lamattina, l'assessore Dante Ferrari, in rappresentanza del comune. Conosceva Claudio Lamattina? Assessore allo sport del comune di Enna. Lo consegniamo all'assessore e sarà lui stesso in persona a consegnarlo a Claudio Lamattina. Un premio dedicato a un uomo per lo sport, e vi assicuro che Claudio, che conosco da tanto tempo, è veramente un uomo che insomma ha vissuto e continua a vivere per lo sport a 360 gradi, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo. Dobbiamo consegnare anche il dolce famoso per ricordare la realtà siciliana anche al nostro amico, anche se chiaramente sei un siciliano, insomma conosci bene i dolciumi siciliani. Consegniamo anche all'assessore la targa di partecipazione al nostro evento, lo facciamo qui subito, la nostra Federica, grazie assessore, la coinvolgerò ancora comunque, va bene? È importante che ci sia un uomo che a 360 gradi lavora unicamente per lo sport. Grazie per l'impegno che lei profonda, per il messaggio che trasmette a tutto il mondo dello sport. Grazie. Io volevo ringraziare lei, la città di Enna, che ha avuto così l'intuizione di accettare la proposta dell'organizzazione ad ospitare questo premio, perché sono belle realtà e quindi è bello farle. Continuate ancora così. Saluto gli amici presenti, il presidente Lopresti su tutto, l'amico Franco Anastasi e tutti gli altri. Sicuramente che nel mondo del calcio ognuno di noi abbiamo dato, possiamo o continueremo a dare. Buon proseguo di serata. Grazie Claudio. Con il presidente della FIGC Sicilia Santino Lopresti. Presidente, un onore anche per lei essere stasera qui a questo passerella del calcio, i Penalty Award 2019 al Teatro Garibaldi di Enna. Io vengo con piacere perché intanto, come hanno detto tutti, ma come ho detto anch'io e confermo, vi è una professionalità da parte di Ettore e poi vi è questo garbo, questo modo, come dire, di affrontare, di porgersi. Questo è importante perché in un mondo come questo, pieno di sospetti,
e talvolta anche pieno di altre cose, di veleni. Bene, un modo non avvelenato, un modo così sereno fa onore a tutti. Dopodiché voglio dire che questo è un momento importante in cui tu incontri tanti attori che durante la stagione hai sentito, talvolta ecco alcuni allenatori, alcuni giocatori, alcuni presidenti li ho sentito per telefono, ma qui ho l'occasione, perché giusto non posso conoscere tutti, di conoscerli, di incontrarli, anche modo di scambiare, di capire come il calcio dilettantistico è, ma dove dovrebbe andare, capire alcune cose, perché da una battuta, anche da una parola, capisci che bisogna correggere parte del sistema, non c'è bisogno di fare le grandi discussioni o di avere grandi idee, talvolta una piccola cosa, e questo è estremamente importante perché ci aiuta a migliorare, perché oltretutto quello che a me interessa è che la domenica si giochi e che lo spettacolo rimanga tale e non rimanga invece violenza, perché io penso che finita la partita tutti dobbiamo calmare gli animi, perché dobbiamo ritornare a casa e non dobbiamo, come dire, mettere in pericolo, talvolta non dobbiamo mettere in pericolo, non dico la vita, però mettiamo in pericolo anche alcune persone si mettono in pericolo, e non è giusto, perché i familiari, ecco, ci aspettano, e quindi alcuni genitori poi si allontana la maggioranza dal calcio, e questo non va bene, mentre noi vorremmo che la domenica, ecco, diventasse uno spettacolo e deve restare uno spettacolo. Quale emozione tanto essere oggi qui in Sicilia, al Teatro Garibaldi, per ricevere questa premiazione. Beh, innanzitutto è un grande piacere, un grande onore per me, per tutta la nostra redazione, essere rappresentati questa sera in questo premio molto importante che insomma anche a noi a Roma ormai lo conosciamo, grazie anche alla visita del dottor Ettore Tortorici. Quindi sull'invito innanzitutto, ma soprattutto perché è un'esperienza nuova e chissà, magari un domani tra le due emittenti si può nascere qualcosa di importante. Questa sera grande calcio in vetrina, tutta la Sicilia praticamente racchiusa nel Teatro Garibaldi di Enna, sicuramente un evento davvero interessante, importante. Un evento straordinario perché veramente le capacità, soprattutto di Tortorici e anche il suo staff, dà modo di riunire il calcio più importante della regione, ma soprattutto anche noi siamo a disposizione per far rivedere anche queste immagini della manifestazione sulla nostra emittente, e quindi è un pubblico diverso, ma anche lì diciamo sicuramente c'è al cuore diciamo tutto quello che di bello si organizza nella stupenda Sicilia. Volevo proseguire con un altro premio speciale, un premio importante. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, e lo invito qui sul palco a ricevere il premio stampa 2019, Raffaele Minichino, direttore di Rete Oro di Roma. Raffaele è un po' un mio personale riferimento. Ciao Raffaele, mettiti da questa parte, prego. Allora, Raffaele, pensate un po', da oltre 35 anni racconta il calcio laziale nel territorio laziale, un po' come facciamo noi da soli 8 anni a penalty, però lui veramente ha vissuto tante epoche, tanti giovani che sono diventati poi personaggi importanti. A proposito di premi importanti, voglio sottolineare che qui presente è l'ideatore del premio nazionale Beppe Viola, nonché del torneo di calcio giovanile Beppe Viola, che altro non è che il secondo torneo più importante dopo il Viareggio. Insomma, una presentazione così conferma la tua grande voglia di continuare a fare sport. Sicuramente, buonasera a tutti, ma soprattutto naturalmente alla città di Enna e a te. Io l'ho denominato in una mia trasmissione l'ambasciatore del calcio della Sicilia, con tutto il rispetto dei colleghi che ho visto prima. Però è nata la nostra amicizia da un anno circa tramite Facebook, poi è stato invitato in una sua visita a Roma in trasmissione e sta nascendo qualcosa veramente di importante. Io confesso, sono 35 anni, effettivamente a Roma potrebbe essere tutto più facile, però una manifestazione così bella, così ben organizzata, ma soprattutto dà lustro al calcio dei dilettanti, che sta nel mio cuore, non esiste. Quindi io penso che con Ettore Tortorici faremo qualcosa in più,
ma soprattutto un passaggio, in questo caso, di idea proprio di questa manifestazione dei dilettanti, perché premiare come fai te e come tutta naturalmente anche in questo caso l'assessore allo sport della città di Enna, è importante dare un riconoscimento a tanti ragazzi, dirigenti, allenatori che naturalmente si sacrificano, e veramente non solo dal punto di vista economico, ma anche le ore della loro vita, che sottraggono soprattutto il tempo alle loro famiglie per la crescita del mondo dei dilettanti. Quindi è qualcosa, lui ha insistito a portarmi qui, tra l'altro bellissima la città di Enna, ma soprattutto la Sicilia, e quindi per me è un onore di essere presente. Tra l'altro Lopresti, che spesso ci incontriamo a Roma, bisogna dire che oggi è stata una lezione, per quanto mi riguarda, per dare una nuova linfa e un nuovo mezzo per creare qualcosa di nuovo, quindi da apprendere veramente tutto quello che avete fatto in questa manifestazione. Guarda, hai parlato di Santino Lopresti ed invito il presidente della FIGC proprio qui sul palco, perché sarà lui a consegnare il premio stampa 2019 a Raffaele Minichino. Buonasera Presidente. Consegniamo e così poi parleremo con il Presidente. Premio stampa 2019 a Raffaele Minichino, direttore di Rete in Oro. Abbiamo anche un ricordo della nostra bella Sicilia, Renato Marletta. Ciao Renato. Allora, Renato Marletta, per 25 anni presidente dell'AIAC di Catania, adesso toccherà a te, insomma, conoscere insieme a noi e svelare il nome di colui che vince la categoria miglior allenatore, che è sempre una figura importantissima e tu lo sai meglio di tutti. Certamente sì, anche perché dico, sono 3 baldi giovani, tra cui un mio ex calciatore, tra virgolette. È pieno di ex giocatori quando va a fare questi eventi. Con 50 anni di calcio qualcosa ancora si ricorda di me. Siamo in compagnia di mister Renato Marletta, ma io lo chiamo presidente perché per 25 anni è stato il presidente dell'AIAC di Catania. Allora Presidente, quale emozione essere stasera qui alla Garibaldi di Enna per ricevere questa premiazione da parte di Ettore Tortorici? Allora, diciamo che da sempre questa manifestazione mi accompagna e l'accompagno grazie alla collaborazione con Ettore Tortorici avuta negli anni come AIAC, che abbiamo segnalato parecchi allenatori e anche addetti ai lavori. La location già fa emozionare perché diciamo è un centro importante, l'augurio che tutti siamo presenti, anche perché la giornata oggi si presenta discretamente bene, e che possiamo comunque andare sempre avanti. Cosa possiamo dire dell'AIAC di Catania? Ma io ho lasciato l'eredità a Io Stesso Bello, sinceramente rimango sempre un associato nonostante tutto, anche se purtroppo da qualche tempo ho qualche acciacco fisico, ma ciò non mi permette sempre di seguire il calcio a tutti i livelli. Mi dispiace per il Catania, purtroppo da catanese, però è giusto che noi andiamo avanti e oggi la manifestazione si presenta ad hoc. Senti, stagione intensissima, hai seguito penalty, sappiamo benissimo che sei un amico di penalty, questo calcio dilettantistico più visibilità ha e più ci si diverte, tutti insieme. Sì, anche perché da qualche minuto è arrivato il presidente Lopresti, per cui lui è lo specchio di quello che è il nostro calcio dilettantistico, che speriamo migliori di giorno in giorno. Giusto, e noi ce l'auguriamo. Grazie a Renato Marletta, grazie ancora, amico di penalty e dei Penalty Awards. In compagnia di Roberto Bellomo, consigliere nazionale dell'AIAC, a quale chiedo subito, consigliere, qual è l'emozione di essere stasera qui a ricevere questa premiazione speciale? Ma l'emozione, già sono più volte che comunque con Ettore siamo in buonissimi rapporti, abbiamo fatto tantissime manifestazioni ed è giusto dare un merito soprattutto ai ragazzi del nostro mondo dilettanti che vogliamo bene. Noi viviamo il calcio che conta di riflesso, però i nostri dilettanti faticano e sudano sui nostri campi polverosi che fortunatamente stiamo trasformando in erba sintetica.
sintetica. Ed è sempre un piacere ritrovare ragazzi che tu hai visto, che crescono, che fanno bene, e le novità dei giovani che si presentano a questa vetrina dilettanti in attesa di qualche chiamata. E allora, prima categoria, miglior dirigente 2018-2019, Gaspare Bonsignore. Oh, dell'Unitas Sciacca, complimenti, complimenti Presidente. La consegniamo subito questa targa al Presidente dell'Unitas Sciacca. Cosa possiamo dire infatti dei giovani, di questi impianti che un po' faticano ad essere sistemati nel migliore dei modi? Ma questa noi abbiamo fatto una guerra con varie amministrazioni, perché le amministrazioni non solo, ma molte amministrazioni lasciano gli impianti quasi in disuso e pretendono anche un pagamento, e questo affossa le società. Noi siamo per cercare di dare che è un servizio sociale, fare calcio dilettantismo, i sindaci devono capire che è un servizio sociale, e speriamo che così continui a migliorare, anche se già siamo a un buon numero di campi, diciamo, in sintetico, che comunque sono calpestabili tutto il giorno, e questa è una cosa buona. C'è una classe di allenatori che sta crescendo, cresce, comunque segue, ci sono degli aggiornamenti, c'è molta partecipazione. Ci sono allenatori anche che nei dilettanti oramai sono organizzatissimi, perché c'è uno staff dietro di loro, c'è un preparatore portiere, c'è un preparatore atletico, e quindi al di là della categoria però le cose si fanno per migliorarsi sempre. Quindi questa cosa porta a degli sviluppi, a degli allenatori, potrei dire vincenti, o in ogni caso chi si organizza riesce sempre a far bene. E sicuramente arriveranno anche altre soddisfazioni. Colgo subito l'occasione per consegnarti anche a te il premio della tua partecipazione all'ennesima edizione dei Penalty Awards. Grazie tante, grazie a Roberto Bellomo, delegato nazionale AIAC. In compagnia di Augusto Onorati, presidente dell'AIAC Trapani. Presidente, quale emozione anche lei stasera essere qui nel calcio che conta per ricevere una premiazione importante come questa di Penalty. Intanto ringrazio Ettore che ogni anno fa il Penalty Awards, che è diventato una manifestazione di grande successo, un bene per il calcio soprattutto, per la nostra associazione perché c'è anche più immagine, ma anche per premiare quegli allenatori, quei giocatori, dirigenti che meritano veramente una notazione in più rispetto agli altri, per quello che hanno fatto, per quello che hanno ottenuto a livello calcistico e per tutto l'ambiente sportivo. Augusto Onorati. Non dico dalla lontana Trapani, ma quasi. Ciao Augusto, prego accomodati. Consegniamo la busta perché sarà Augusto ad aprirla, è una busta pesante, sai perché? Perché è la busta fatta di gol, no? Perché loro ne hanno fatti anche parecchi quest'anno, pertanto insomma chi vince si porta a casa un premio anche di enorme qualità e quantità. Va bene, allora per l'eccellenza, miglior attaccante 2018-19, Antonio Cannavò. Licata Calcio. Qual è la situazione per quanto riguarda proprio gli allenatori su Trapani? Lei ha un ruolo abbastanza importante. Sì, ultimamente abbiamo un po' qualche problema con qualche allenatore, perché il problema è relativo. Abbiamo fatto delle segnalazioni, queste segnalazioni chiaramente sono già uscite le sentenze, sono stati squalificati e si sentono un po' maltrattati dai nostri regolamenti, quelli della FIGC, che noi cerchiamo di attuare. Vorremmo dare una spinta in più a tutta la categoria, di essere più onesti e coraggiosi nell'accettare le persone panchine, perché di questo si tratta. Ci sono anche colleghi che si pentono facilmente ad un contesto pur di una panchina, anche portando sponsor, e questo lo ritengo abbastanza vergognoso. L'AIAC di Trapani fa una delle piccole parti, delle 9 parti dell'AIAC Sicilia. Cerchiamo di dare conforto e aiuto agli allenatori, quelli possibilmente associati, anche se nelle nostre prospettive c'è sempre il fatto di organizzare degli eventi. Io in settimana avrei dovuto avere Montella a San Vito, purtroppo lui non è potuto venire. Abbiamo contattato l'ex allenatore del Milan Gattuso e siamo in attesa di una sua risposta, proprio perché vogliamo portare degli uomini forti, degli allenatori importanti, per dare ancora di più un segnale forte ai nostri associati. Mi auguro che
di poterlo fare, altrimenti se non lo facciamo ora lo faremo a settembre. Siamo in compagnia di Santino Bellinvia, tecnico della rappresentativa juniores della Sicilia, ma anche osservatore per quanto riguarda i settori giovanili della nostra regione. Santino, ti chiedo intanto qual è la tua emozione essere qui stasera a Enna, al Teatro Garibaldi, per ricevere questa premiazione. Intanto è una chiamata inaspettata, voglio ringraziare l'organizzazione, l'organizzatore Ettore Tortorici, perché stare qua come negli anni passati è un qualcosa di importante, ma non solo per me, ma anche per tutti gli ospiti, perché ho visto la scaletta e ci sono ospiti importanti, quindi ringrazio l'organizzazione, ringrazio veramente tutti ed è un grande piacere ed un onore essere qua insieme a tutti. Ed invito qui sul palco un amico dei Penalty Awards, Santino Bellinvia. Ciao Santino. Qui. È un allenatore doc, lo conosciamo tutti, no? Consegniamo la busta a Santino, sarà lui ad aprirla e comunicarci il nome del vincitore. Tra l'altro teniamo presente appunto che quest'anno per la prima volta sono stati in nomination 4 allenatori, il quarto è Giancarlo Ferrara della Cefaledium, che appunto non è presente. Miglior allenatore? Buonasera, mi dai un compito arduo. Miglior allenatore 2018-19 per la promozione Vittorio Iemma. Vittorio Iemma della Cicatena Calcio 1973. Hai avuto bel parecchio lavoro da fare quest'anno, oltre 250 ragazzi visionati, qualcuno è arrivato anche in nazionale, sicuramente un vanto per il tuo lavoro certosino che hai espresso in questa stagione. Sì, sicuramente. Intanto è giusto ringraziare il Comitato Regionale Sicilia a nome del Presidente Santino Lopresti, Sandro Morgana e del Dottor Mario Tamà per l'opportunità che mi hanno concesso di poter svolgere questo ruolo, sia quello di allenatore della rappresentativa Sicilia, sia essere l'osservatore, quindi referente per la Sicilia di tutte le nazionali della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi grazie a loro è stato fatto un lavoro importante, tanti ragazzi si sono affacciati per la prima volta alle nazionali, e di cui 4, 5, 6 fanno parte ormai integrante, e sicuramente ne sentiremo parlare perché dopo il 30 giugno 3-4 ragazzi andranno sicuramente in società importanti, in società professionistiche di grosso spessore e di prima fascia. Consegniamo la targa ricordo per l'eccellenza sportiva di Santino Bellinvia. Grazie. Grazie Santino, in bocca al lupo per tutta la tua bella vita, carriera sportiva. Come bella la luna stasera, sembra quasi che voglia cadere giù. E tu che non hai voglia di uscire e di parlare più, sei giù. Guardi fuori, accendi sigarette e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love. Che sei bella stasera, perché non mi rispondi? Rispondi più. E tu parli con la tua amica, quella un po' scema, dicevi tu a me, mentre io ti aspetto e piove forte e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love.
quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love. E ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, 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 peace and love. Peace and love, pace e amore, Seba, che ritrovo dopo 25-30 anni. Ah, vuoi fare un selfie anche tu? Vuoi essere tecnologico? Lo tieni tu? Sì, lo tengo io, aspetta un attimo. A te, questo lo possiamo tenere qui. Devi spiegare cosa? Spiegami, perché è carina questa cosa. Allora, la mia carriera inizia in questo teatro, circa 20 anni fa. Addirittura. E quindi quando tu mi hai detto vieni al teatro a Garibaldi di Enna, io ho detto guarda, nonostante sono in studio, tu lo sai, stiamo finendo il disco, dovevo in qualche modo ricongiungermi con un posto che mi ha portato fortuna. Quindi grazie al teatro di Enna, a Enna e a questo teatro, se alzate le mani vi faccio un bel selfie. Ah, che bella questa cosa. Bene. Ok, e questo va subito sulla mia pagina. Bene. Grazie ancora, un bacio a tutti. Grazie Seba, buona estate, buon successo, grazie. In compagnia di Lillo Capraro, presidente AIAC provinciale di Agrigento. Presidente, allora, quale emozione essere qui stasera per questo premio speciale al Penalty Awards? Ma secondo me ogni premiazione è sempre emozionante perché sono cose diverse e di anno in anno cambiano. Io devo ringraziare Ettore per l'invito e poi mi hanno detto, ancora non l'ho visto, una location così è qualche cosa di diverso. Si è fatta sempre nella zona di Catania, una volta sono stato là, quest'anno a Enna. Dico che ben vengano queste manifestazioni, è un punto dove ci si incontra, ci si vede, al di là dei premi o non un premio, però già il fatto di essere invitato secondo me è una grande soddisfazione. La situazione degli allenatori nella provincia di Agrigento com'è al momento? Ma la situazione della provincia di Agrigento è come tutte le altre province, è inutile nasconderci, le difficoltà ci sono, ci saranno, quindi noi come AIAC dobbiamo cercare di far credere ai nostri allenatori che già qualcosa si sta facendo, il fatto che già si va a controllare con accordo con la Lega Dilettanti e si va a controllare gli allenatori, chi è tesserato e chi non è tesserato, già questo è un passo avanti. Poi ci sono tanti servizi che offre l'AIAC, è inutile che stiamo qua, però dico qualcosa di positivo rispetto agli anni passati già c'è. E adesso io non l'ho lasciato volutamente per ultimo, perché poi dopo devo raccontarvi una piccola storia che è meravigliosa. Musa, Olimpica Akragas, Agrigento, che forse poteva tentare qualche cosa, non ci è riuscito, però rimane una stagione bellissima. Sì, è veramente peccato, ma il nostro sogno è per vincere questo playoff, per salire, ma era impossibile così. Però rimane comunque una bellissima stagione. Veramente sì. Complimenti a Musa. Ragazzi, grazie, buon proseguo. Rimani qui Lillo perché intanto ti consegniamo una targa ricordo e la storia in che cosa consiste? Che il qui presente Lillo, oltre a essere un grande uomo in campo, è un grande uomo fuori, perché mi ha raccontato, e io non sapevo nulla, che lui ha adottato Musa perché fa parte di un progetto anche tuo personale di vita, credo, no? Ma guarda, la storia di Musa è semplice, proprio in poche parole, bisognerebbe esserci diciamo un bel po' di trasmissione per raccontare la storia di Musa, però cerco di essere più veloce possibile. Musa è semplice, io praticamente, essendo che ho una scuola calcio, un giorno mi vedo arrivare nella mia scuola calcio 2 ragazzi che non era Musa, era un ragazzo che ora gioca in Serie A in Francia e uno nelle giovanili del Bordeaux in Francia. Appena sono andate le persone sono scesi e volevano giocare. Da là è iniziata l'avventura dei ragazzi di colori, aumentavano 2, 4 fino ad arrivare a 45. Un giorno li portavo a giocare facendo le amichevoli con le squadre di promozione di eccellenza della provincia di Agrigento.
Poi un giorno praticamente, essendo che le comunità sappiamo le problematiche, quando fanno 18 anni li buttano fuori, là c'è stato un problema, praticamente volevano Musa dichiararlo più grande dell'età sua. Allora là, devo essere sincero, essendo che io tra lavoro, tra scuola calcio e tutto, si è dedicata a mia moglie, ho detto dobbiamo aiutare questo ragazzo. E ci siete riusciti, Ci siamo riusciti con molte difficoltà, però dico, fino ad arrivare di chiamare, diciamo, l'ambasciata, tutte cose, siamo fatti arrivare i documenti di Musa. Poi un giorno arriva Musa e dice, mi hanno buttato fuori dalla comunità. Mi guardo con mia moglie e dico, guarda, non possiamo un ragazzo che già viene da 2 anni alla scuola calcio lasciarlo andare a dormire sul viadotto Moranti, tanto per fare riferimento. E ho detto, deve rimanere con noi, cercando di trovargli una soluzione migliore possibile. Da là sono passati 4 anni e posso dire che l'abbiamo fatto sia io con mia moglie con orgoglio, aiutando dei ragazzi, e questo veramente posso dire che questi sono i ragazzi che veramente hanno di bisogno, perché noi, dico sempre, noi a casa abbiamo una famiglia, ma loro, è inutile che ve lo racconto, vi posso dire mi vengono i brividi, ma quando mi hanno raccontato il tratto, come sono arrivati qua, vi posso dire che è una cosa che io, ci sono stati notti che pensavo al tragitto e le sofferenze per loro arrivare qua. È una cosa bellissima, richiamo l'applauso, grazie. Grazie Lillo, grande Lillo, grazie. In compagnia del presidente Angelo Licata del Canicattì. Presidente, quale emozione essere stasera qui alla Garibaldi di Enna per ricevere questa premiazione? È un onore, è un grande piacere, spero che sia un po' come dire il segno di una gestione fatta con principi sani e quindi con logiche sostenibili. Allora, miglior dirigente 2018-2019, Angelo Licata, Canicattì Calcio. Canicattì Calcio, consegniamo a Massimo Licata ad Andrea la targa, in modo che così sarà lui stesso a consegnarla al presidente del Canicattì, Angelo Licata, eccolo qui. Presidente, non è ancora finita la stagione, ma siamo doppiamente contenti che avete veramente regalato un sogno al pubblico siciliano, un sogno soprattutto a questo paesino, poi tanto paesino non è ormai, è diventata quasi una città possente. Sì, una città importante con una storia calcistica importante, stiamo cercando di ripercorrere un pochino questa storia con non poche difficoltà, perché abbiamo anche dei problemi a livello di struttura, quindi di stadio, però ci mettiamo tanta passione, tanto amore e non solo, e quindi proviamo a fare qualcosa di importante. Queste qua sono delle serate classiche dove si può fare anche calciomercato, il Canicattì che probabilmente punterà ora ormai alla Serie D, si muoverà adesso. Essere in una categoria piuttosto che in un'altra cambia tanto, quindi faremo, e nel caso in cui dovessimo fare il salto di categoria, faremo il percorso che bisognerà fare. Tocca a te dare il nome. Allora vince Giovanni Campanella. Oh, Licata Calcio! Licata Calcio! Mister Campanella, altra stagione da incorniciare per lei e per il suo Licata. È stata una bellissima stagione, abbiamo fatto veramente un bel campionato, ma il merito va ai ragazzi che hanno veramente dato l'anima e hanno dimostrato con i fatti di essere forti veramente. Onore anche al Canicattì che ha fatto un gran bel campionato, perché non si era mai verificato. L'unica cosa che mi dispiace, e l'ho detto poco fa, è che hanno cambiato il regolamento in corso e non, perché penso che sia il Biancavilla che il Canicattì meritano tutte e due di andare in Serie D. Questo non è possibile grazie anche qua in Italia che si ragiona con i piedi, e hanno cambiato il regolamento che stranamente è in corsa, cose che succedono solo in Italia, però pazienza, però auguro sia al Canicattì che al Biancavilla che se lo meritano veramente tutte e due squadre, non è retorica la mia, però è così. Il tutto, la ciliegina sulla torta lo possiamo dire, il premio questa sera, miglior allenatore. Devo ringraziare veramente Ettore che è un simpaticone per questa manifestazione importante, e questo è anche un buon riconoscimento, anche se io sono
diciamo l'allenatore più vecchio della provincia di Catania, però fa sempre piacere ricevere dei premi, soprattutto degli addetti ai lavori. Il nome vince la categoria miglior dirigente campionato di promozione 2018-2019 il direttore sportivo Santo Palma del Ragusa Calcio. Santo Palma anche per il Ragusa Calcio, stagione da incorniciare, double, doppietta, campionato, coppa, tutto quello che c'era da vincere si è vinto quest'anno. Sì, una stagione importantissima per noi, diciamo che l'obiettivo era quello, andare in eccellenza con la coppa o col campionato, ma poi una volta vinto il campionato ci siamo ritrovati ancora nelle semifinaliste di coppa e a quel punto abbiamo fatto un po' i cannibali e siamo riusciti a vincere tutto grazie veramente a un grandissimo staff tecnico e a un gruppo di uomini prima che calciatore veramente importante. Una stagione che viene incorniciata anche dal premio ricevuto come miglior dirigente, sicuramente la ciliegina sulla torta. Sì, assolutamente sì, anche perché questo poi è un premio importantissimo, per me forse è il più importante premio in questo periodo, perché è quello più vecchio, quindi di questo devo ringraziare i miei giocatori, perché oggi ritiro un premio che sì, ho meritato, ma ho ottenuto grazie a quello che sono stati i loro sacrifici, che sembra una frase fatta, ma per chi invece ha vissuto la stagione come me a Ragusa sa che è l'assoluta verità. Stessa edizione Penalty Award, Ettore, il gioiellino davvero eccezionale dei premi sportivi, oggi qui in Enna, centro della Sicilia, che racchiude un po' tutto il calcio che si è svolto quest'anno. Assolutamente sì, Enna è diventata a questo punto il fulcro del calcio dilettantistico, logisticamente raggiungibile da qualsiasi parte della Sicilia, ed un premio regionale così come è arrivato ormai dopo qualche anno ad Enna ci fa piacere, perché finalmente abbiamo modo di accompagnare il calcio dilettantistico anche logisticamente in una maniera molto più semplice, e siamo doppiamente felici perché oggi in questa sesta edizione sono venuti veramente tutti, e quando hai tanto pubblico vuol dire che il percorso che hai intrapreso 6 anni fa era quello giusto. Pubblico tra virgolette, per dire, perché qui c'era la crema del calcio siciliano, dal presidente della FIGC Santoro Presti ai tutti i dirigenti, quindi racchiudere un lavoro del genere alle spalle ci vuole tanto lavoro, tanto sacrificio. Tantissimo sacrificio, perché appunto metterli insieme tutti in una volta in un solo evento non è mai facile, però tutti hanno risposto positivamente, quindi sono doppiamente contento, così come sono doppiamente contento che all'interno della manifestazione abbiamo inserito i 4 premi speciali con 4 grossi nomi, personaggi nazionali che hanno dato ulteriore risonanza al premio stesso. Voglio ricordare la presenza di Fabio Pagliara, voglio ricordare la presenza di Claudio Lamattina, di Raffaele Minichino, che mi ha onorato appunto della sua presenza proprio qui da Roma, e poi naturalmente anche quella di Ruggero Sardo. Insomma, tutti hanno risposto sì alla mia richiesta di presenziare un evento di questo genere. Siamo sulla strada giusta, non ci dobbiamo cullare e dobbiamo già pensare alla prossima stagione sia di Penalty che dei Penalty Awards. A proposito della prossima stagione, si parlava di un probabile bis qui a Enna, perché visto che il centro della Sicilia racchiude tutto, si potrebbe rifare, visto che il teatro lo permette. Guarda, io quando ho visto questo teatro Garibaldi sono impazzito, ho detto questa è la location più bella che poteva avere un premio di questo genere, pertanto abbiamo già parlato con l'assessore allo sport Dante Ferrari, ci ha detto che gli piacerebbe continuare questo percorso intrapreso già da quest'anno. Se sono rose fioriranno, ma credo che sono rose e pertanto fioriranno. Io sono stato subito colpito dallo stile, dal suo garbo, alla sua discrezione, che oggi che ne vengono affiancate alla sua competenza e alla sua professionalità. Quindi per noi è stato un onore che lei ci abbia voluto quindi pensare, e spero che la città si sia messa a disposizione di tutti coloro che sono venuti oggi ad Enna. Grazie ancora. Assolutamente, grazie ancora. Grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci da Ettore Tortorici, grazie.
Abbiamo rivisto le immagini e le emozioni dei Penalty Awards 2019 con i volti dei protagonisti del calcio dilettantistico. Speranzosi che anche per il 2020 possiamo noi di Play Village continuare ad organizzare quello che è ormai diventato il vero e proprio galà del calcio dilettantistico, io mi congedo da voi, vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo, martedì 21, con una nuova puntata di Penalty Andrà Tutto Bene, e vi voglio anche ricordare che da giovedì 16 partirà sulla pagina ufficiale di Penalty e anche su quella del sottoscritto Tortorici Ettore Penalty Play, una trasmissione in streaming con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Vi saluto con un video, quello di Sebastiano Paterniti. Appuntamento alla prossima settimana. A volte guardo le mie mani, mi chiedo se davvero potevo far di più. A volte guardo nello specchio, il volto che riflette non mi somiglia più, non mi somiglia più. Non mi somiglia più. A volte guardo il mio obiettivo e se non mi avvicino non ci arriverò più. A volte guardo il mio domani, se non mi do da fare non ci sarà più, no, non ci sarà più. E non ci sarò più. Se non viene da me, vado a prenderlo io, questo mondo che sei, il destino è davanti o dietro di me. Non lo so dove andrò, che farò. Se non viene da me, vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me. Non lo so dove andrò, che farò. A volte per un'eccezione sacrifico la regola di non pensarci più. A volte cado in 1000 pezzi e quando li raccolgo non combaciano più, non combaciano più. Non combaciano più. Se non viene da me, vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me. Non lo so dove andrò, che farò. Se non viene da me, vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me. Non lo so dove andrò, che farò. E con le mie forze sfiderò il buio e le lacrime, cavalcherò i draghi